mondo in cui viviamo. Papa Francesco è solidale con i 100 ausiliari precari ai quali la direzione generale dell'ASP di Agrigento non ha rinnovato il contratto a tempo determinato. Il Papa ha fatto di più, ha telefonato ad uno di loro, Vincenzo Lucchese, che fa parte dell'ASSO, l'Associazione Servizi Sociosanitari Organizzata, autore della missiva, assicurando il proprio intervento. Vincenzo Lucchese è lo zio di Laura e Carmelo Mulone, i due bambini inghiottiti dalla colonna di fango in seguito all'esplosione di un vulcanello delle Maccalubbe di Aragona il 27 settembre, ma è anche il cognato di Antonella Alfano, la giovane assassinata dal compagno Salvatore Rotolo. La moglie di Vincenzo, Rossana, inoltre ha avuto seri problemi di salute ed è stata salvata in extremis. Lucchese, saputo che il Santo Padre avrebbe ricevuto i genitori delle due piccole vittime, è stato preso dal forte desiderio di scrivere al Papa e ha dato alla sorella una lettera nella quale chiedeva un aiuto spirituale, lui che da più di un anno è senza lavoro e che in questi ultimi mesi ha dovuto sopportare grandi tragedie. Il 27 dicembre, a 3 mesi dalla tragedia delle Maccalubbe, quando Papa Francesco ha incontrato nello studio di Casa Santa Marta in Vaticano Giovanni Lucchese e Rosario Mulone, i genitori di Carmelo e Laura, a conclusione della visita la signora Giovanna ha consegnato al Santo Padre la lettera del fratello. Il Papa si è attivato e ha chiamato Vincenzo Lucchese. Sarà un capodanno sereno per i 130 lavoratori precari. In extremis il general manager dell'ASP Salvatore Lucio Ficarra è riuscito infatti a prorogare di 30 giorni la scadenza dei contratti per questi lavoratori che altrimenti rischiavano il licenziamento in tronco. Abbiamo proceduto, spiega Ficarra, alla proroga per un mese dei contratti a 130 lavoratori precari, accollandoci come azienda una spesa di circa 250.000 euro per il solo mese di gennaio del 2015. Siamo in attesa di conoscere le decisioni della Regione per cercare di capire quale soluzione applicare.